Grandi navi sì, a patto che paghino per entrare in marittima. Lo ha detto il sindaco Brugnaro, che sta portando avanti una trattativa con gli armatori delle crociere per battere cassa in attesa di una scelta definitiva sull'ingresso in laguna. Di questi tempi, con le casse di Cafarsetti vuote, potrebbe essere una boccata d'ossigeno di notevole importanza. Occorre far ripartire questa città, dice il primo cittadino, e poi attacca il centro-sinistra. Qui si sono venduti i palazzi per salvare il bilancio, ma non hanno avuto il coraggio di dirlo. Quella delle navi a pagamento non è l'unica soluzione che il sindaco sta studiando sul fronte turistico. L'altra proposta riguarda la creazione di una zona a traffico limitato a pagamento nel centro storico veneziano, con un costo diversificato a seconda del periodo di permanenza del turista, con una differenza di prezzo tra chi si ferma una settimana e chi compie una visita giornaliera. Per fare questo però serve l'aiuto del governo. Ho chiesto, precisa Brugnaro, una legge che ci consenta di tassare i turisti. E poi ricorda, quest'anno a Venezia si è toccata quota 30 milioni di presenze e il comune, solo per le pulizie e la raccolta rifiuti del centro storico veneziano, spende la bellezza di 30 milioni di euro. L'accesso per residenti e lavoratori resterà gratuito.